Buonasera a tutti, visiti voi, te nuova radio oie, die 9 di su mese di Vreaglio 2026. Siamo tornati a Inocca, la redazione del VCTV, Pro 9. Bene, cominciamo diretto, danno una baita tedesca di intanto un attimo se il microfono funzionando bene oppure no, non ha montato un attimo, non ha montato, speriamo che questo si intenda a mezzo. Ecco qua come si presenta Sadia, si presenta De Goi, basta, sono cominciando a cucuzzare, ma non di andare a cucuzzare poi tanti, insomma. Poi lui dice, adesso Saravalli te non narata, ecco qua. Saravalli dice te non narra poi, e infatti rimesso coculato, viene da sa strese, poi verso la strese non sa musta carche utive aba, sospendete e poi torna a cominciare verso la schimba. Insomma, abba non ne mancata. 11 gradi temperatura massima, 6 gradi temperatura minima, perché dimos ribatta qualcuno che minara e poi colamo a salire casa una storia da mostrare abba coculato belle che tutto die a sa 9 torata proere poi sospendete lo pacca sa sono che a mezzodie sospendete a sa una e torata a cominciare verso la 2 la fine da salvatelo insomma proenne e selanne 11 gradi temperatura massima 6 gradi al minima insomma in pratica che a oie allora, io poscheria dare già registrazione de su premio de Tanielle, ma non che la so idenne in occhio, insomma, e provamo a piccare tanno da essere direttamente Bittenia, poi la trasmette questa cosa, ma non che la sua idea sa sia che ha proposto in redazione e dimos un pacco tanno da cercare andiamo un po' che siamo da Inocche e dimos se riusciamo a cercare Inocche, ecco qua, un attimino, ecco, andiamo a Inocche, vediamo si beste, e vediamo un pacco, purtroppo non ver manca Inocche. E vabbè, tanno la registrazione del suo premio del Tanielle, bolla pa facere ascoltare in forasa itte nova, c'è lo sponsor già cose in Facebook, non beste dai. E quindi torniamo su nostro, torniamo via, insomma, ecco. Imagino che andiamo da innanzi, chissà cosa, ecco qua, abbiamo il festival dei ragazzi, questo su Battordichi, festival parrocchiale, nel cramato del Sospizzino, domenica, cioè Vinnichi, scusate, Vreaglio, domenica, festival dei ragazzi con le musiche dal vivo della Probania Bands e sul cinema Ariston dalle ore 17, cioè adesso schimbe in poi una bella occasione per il suo lavoro che sta a Chimolo, l'assozio a Chimolo che non sanno
dà l'impressione di essere in un festival veramente manno e bene organizzato come te sono capace. Intanto rubatordi che appunto prima del suo festival abbiamo si sfilata a Carrasecare che parte dal Piazza Coconedo, è arrivata a piazza in Ghirianne da Mulino insomma e su corso e che poi bisogna questa insomma questa chena e la musica e festa pro tutto. Poi invece sulle cassette in piazza Sproni a partire da essa a Strelde Orterie si festeggia il martedì grasso, cioè vabbè, con pentolaccia, attività di animazione e diffusione per tutti. Bene, andiamo gara da innanzi e diamo queste iniziative che bisogna da parte su Comitato Santo Giorgio di Mizza e 26 su Battordichi, De Breaglio, Sala de Carrasecare, ore 22, cioè praticamente dopo la sfilata. Poi su 21 De Breaglio, Te Danzante, Pro Sol Minore, da essa al Battero a 7 de Orterie. Poi, sempre sabato essere il 21 De Breaglio, Sala Prototto, ore 19, dopo che è terminato questo Sol Minore, fino a mezzanotte. Poi sempre su 21, Salone del Carnevalone, da essa mezzanotte in poi e chi è già in questa sala può restare. Sul comitato arreata tutto, però fa che festa impare e non che bisogna tutto la locandina, che già la può vedere, è bellissima, è beneata, ecco qua che intanto decoriandolo è tutto. Bene, andiamo da innanzi e arriviamo a giornale, la nuova Sardegna, il governo dimezza i comuni montani sardi da 207 a 132. Falconi, anci, criteri sbagliati che ci penalizzano. Beh, in effetti, insomma, dai, qualcuno in comunità montana e montana noiti e forse il resito a vincolare la montanità adesso usate, cioè ovviamente io non visto la comunità montana che io in amministrazione e in effetti una parte in montana e una parte a Pedesamodi, insomma, cioè del montano. Non iana l'economia vina sì, già media de esas altarias territoriale a chi hanno classificare montano, ma come che il budone in scuola montano mi dimanno e me lo dimanno galuoie. Bene, e poi lui dimos, insomma, questa cosa, non che gli entrare in polemica chi nessuno, Ria, la regina delle modelle tatuate, l'isola mi manca, i pregiudizi no. Questa è la nuova Sardegna. Andiamo a vedere Unione Sarda a Cagliari, la partita con la Roma come un esame di maturità, la sfida ai giallorossi battuti all'andata, dopo le vittorie su Juve, Fiorentina e Verona, l'Inter vola i bianconeri fermati in casa. Che poi abbiamo la classifica, Cagliari ha 28 punti, sopra de Torino, Parma, Genova, Cremonese, Lecce e poi Fiorentina, Pisa e Verona che sono in zona retrocessione. La partita al De Hoya sono Milan Como, cioè no, De Hoya, questo è su del 8 febbraio addirittura. Ma oggi è Roma Cagliari 20:45, cioè a San 9 mancano un quarto su Roma che sta a 43 punti, lo mette in alto e sta in zona Coppa dei Campioni, insomma, e quindi ogni squadra forte oggi aspetta su Cagliari. Andiamo da innanzi e facciamo su però amo su Pinocchio su Mattessi qualche cosa da narrare prima e dobbiamo arrivare, questa è Unione Sarda, a Ebito Ramos, ecco, pronto soccorso senza medici, spiaggia mangiata dal mare, ora il poeta è un'emergenza, eppure in qualche articolo una raiata a chi
uno pa de rena anche la ia torrata, su mare, ma evidentemente sa chi mi manca este tu de sacchincà torrato. Annamola da innanti e faeddamolo de si sport locale e no che amuso sul risultato, allora a Bittese io caia sta chin su Siniscola Bittese 3-0, Siniscola ITV, Siniscola Montalbo, Vinasa appunto il meta sul basso de Sabittese, peccati insomma questa partita itti veramente de Inghere. Poi veste l'Ulese ha giocato che su San Marco e ha vinto 4-2 e quindi come già l'Ulese este a pari punti chi sa Bittese. Gli dimos un pacco a classifi, la cronaca, allora all'Ulese San Marco Cabras, Reti, secondo tempo Pinna, 14esimo, secondo minuto Pinna, poi Cossu, poi al 40esimo e 94esimo Pili, 79esimo Marra, 92esimo Piga. Siniscola Bittese, allora 53esimo Scobbali, 58esimo Pintore, 85esimo Saporito, e quindi Bittese ha perduto 3-0 e l'Ulese ha visto battere a 2, 6 gol in una partita. Bene, andiamo da innanzi e fai da moldeatelo ed è preciso entriamo in questione Parco de Tepilora, le scoperte sulla biodiversità. Una ricerca internazionale porta alla luce novità sugli ecosistemi sotterranei. Bitti, in fotografia veste Pepe Ciccolini, dove l'acqua racconta la vita, è il titolo della ricerca scientifica che sarà presentata venerdì alle 10 nell'aula consiliare del Comune di Nuoro. Si tratta di un progetto finanziato dal Parco Naturale Regionale di Tepilora e dedicato all'analisi delle risorse idriche sotterranee della riserva di biosfera MAB UNESCO di Tepilora, Rio Posada e Montalbo. Lo studio, focalizzato sulle acque carsiche che attraversano le cavità del Montalbo e sulla sua particolare biodiversità, ha coinvolto i ricercatori della Libera Università di Bruxelles, gli Speleosub dell'associazione PH Reactic e diversi biologi, geologi ed esperti di scienze ambientali. Il progetto ha permesso di testare nuove metodologie di ricerca nell'analisi biologica e soprattutto di portare alla scoperta di diverse specie animali che da sempre popolano solo ed esclusivamente rispetto a tutto il pianeta i cunicoli più profondi nel cuore del Montalbo. La mattina si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Nuoro Emiliano Feno, a cui seguiranno il presidente della provincia di Nuoro Giuseppe Ciccolini, il presidente del Parco Tepilora e coordinatore della riserva della biosfera Martino Sanna e il presidente della Federazione Speleologica Sarda Angelo Naseddu. Sarà poi la volta di Andrea Marras, presidente dell'associazione FEARTIC, che dopo la proiezione di un video racconto sulle ricerche speleo in grotta interverrà sul tema il territorio e il monitoraggio. E tanta bella cosa, vedi a poter pure andare a posare che sal diretta, ma non già è possibile. Progetto Amparo, promosso da Regione Isle, il canto a tenore entra nelle scuole a Silano. Studenti a lezione con il gruppo Santo Larentu, letto il musicologo Bustiano Pilosi, no che abbiamo posto Bastiano, ma este Bustiano Piloso, viene a Sanagrafe però. Mi pare che Bustiano sia solo io. A Silano il canto a tenore entra in classe, tradizione che diventa futuro. La scuola secondaria di primo grado di Silano, infatti, è protagonista del progetto Amparo, dedicato alla salvaguardia del canto a tenore, patrimonio culturale e immateriale dell'umanità, riconosciuto dall'UNESCO. Una bella cosa. Complimenti. Andiamo a fare da teatro, l'Einstein, l'Einstein Telescope,
confronto nella sede del PD per il territorio l'Einstein Telescope ed il Mediterraneo. L'Einstein Telescope, motore dello sviluppo della città e del territorio, con un ruolo anche nel sistema mediterraneo della ricerca. Emerge dall'articolo di sabato sera nella sede dall'incontro, scusate, di sabato sera nella sede dei DEM a Nuoro, con l'assessore regionale al bilancio Giuseppe Meloni, che ha chiarito il quadro finanziario del progetto. Sono 13,5 milioni di euro quelli già stanziati su Nuoro, a cui si aggiungono altre risorse dagli assestamenti di bilancio. Gli investimenti devono partire subito. Nuoro, ha detto Meloni, può diventare nodo centrale nella ricerca nel Mediterraneo, con priorità chiare a una regia politica forte, evitando la frammentazione e il disagio. Salvatore Corrias, presidente della Commissione regionale autonomie locali, ha evidenziato la distanza tra Stato e territori, rivendicando una regione alleata degli enti locali. Ma vabbè, Siniscola escluso dai centri montani, l'ira del sindaco. Vabbè, insomma, qualche cosa tocca pure da perdere. Fares all'attacco, inaccettabile, nel nostro territorio c'è il Montalbo, ma figurati un po'. La rielaborazione del piano nazionale dei comuni montani produce un netto ridimensionamento dell'elenco dei centri riconosciuti dal governo. L'intesa raggiunta, che va recepita con un decreto del Presidente del Consiglio, sancisce un taglio consistente anche in Sardegna. Pesante l'impatto in provincia di Nuoro, dove perdono lo status di comune montano Siniscola, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei, Posada e Torpè. Ma un attimo, tu, insomma, dai. Dopo le dure reazioni di ANCI e UNCEM arriva la protesta del sindaco di Siniscola, Gianluigi Farri. Prosegue il progressivo arretramento delle istituzioni territoriali verso l'intera baronia, dice, e continua un processo perverso che negli ultimi anni ha già prodotto un grave taglio dei servizi essenziali. Farri si richiama il mancato riconoscimento del corso linguistico al liceo Pira e le criticità che investono nel sistema sanitario locale. È inaccettabile, prosegue, che una logica di pura scure, dettata da molti motivi meramente ragionieristici, porti ad un esautoramento di Siniscola dallo status di centro montano. Beh, io mi ammento su che ragioniamo, non riusciamo già a spiegare come mai Orosei, Siniscola, Dorgali, eccetera, eccetera, c'era in stato dichiarato il centro montano. Vabbè, Dorgali magari. Grande festa per la nonnina di 100 anni, siamo negli anni di Luvula, messa di Monsignor Sanguinetti per zia Maria Pira. La comunità di Lula ha festeggiato ieri 100 anni di zia Maria Pira. In tanti hanno partecipato alla messa nella chiesa di Santa Maria Assunta, celebrata da Monsignor Sebastiano Sanguinetti, da Don Nicola Porco e Don Tottonico Seggio. Don Nicola che ste preti in pensione come che i tinolzai. Accanto alla nonnina, figli, nipoti e parenti arrivati da più parti dell'isola e dalla Toscana. Seconda di 11 figli, zia Maria, nata da Orosei nel 1926, era partita per lavoro a Nuoro per poi tornarvi qualche anno dopo, dove aveva conosciuto Nicola Pala, che nel 1950 sposò, trasferendosi a Lula, dando vita alla famiglia con 3 figli. Vedova nel 2002, eccetera, eccetera. Va bene. Andiamo da innanzi e facciamo de astero, spero che riuscite a intenderne bene, mi pare che nessuno si è lamentato. Pronto soccorso e emergenza. In scadenza i contratti dei gettonisti che coprono vuoti negli organici. Il problema è scuso, insomma, il gettonista non va bene, però poi chi è pianata a pronto soccorso
11 i pronto soccorso che rischiano di restare scoperti da fine febbraio per la scadenza dei contratti dei gettonisti. 49,9 milioni di euro la spesa per i medici gettonisti in Sardegna, non spacco, 49,9. 44 le nuove assunzioni di medici di emergenza e urgenza, 450 le sedi vacanti dei medici di medicina generale, in cui bisogna pure noi. Ascot, operatori senza stipendio, si rischia la fuga. Conto, Fimming, sindacato, gli ambulatori assorbono risorse destinate ad altro. Non bastavano le ore di lavoro al limite e la condizione di solitudine e isolamento, i medici che operano negli ASCOT, gli ambulatori straordinari di comunità territoriale, non tutti, ma molti, non stanno prendendo lo stipendio da mesi. La denuncia è arrivata nei giorni scorsi dai consiglieri regionali di Forza Italia, come Pietro Maieri, che ha annunciato che circa 150 medici potrebbero dimettersi o avviare uno sciopero ad oltranza a partire dal 1° marzo. A questi professionisti è stata chiesta collaborazione e l'hanno data, sostenendo anche spese quotidiane per raggiungere i luoghi di lavoro, ma da mesi non ricevono alcuna retribuzione. Ma non batte una cosa che andrà bene, no? Balneari, nuova mazzata, proroghe a rischio, la Cassazione narra occupazione abusiva se la concessione non deriva da gara pubblica, cioè questo è relativo a concessioni che sono andate a spiaggia, posso il balneare chi deve essere data all'asta e non data di altra maniera. Nuvole, pioggia, non danno tregua, un'altra allerta meteo. Criticità gialla per rischio idraulico, idrogeologico, temperature miti, cioè praticamente è normale, però siamo sempre in rischio. Nella terra del sole, se ce n'è una, che appunto si binatuna, il sole tarda ancora a farsi vedere. Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni confermano sulla Sardegna una condizione di bassa pressione con forte nuvolosità e piogge. Vabbè. Flotta ombra russa, un possibile test sulla reazione NATO, cioè praticamente non cercare di provocare, poi come te reagini. Oltre NATO, l'analista sardo dell'Agenzia Atlantica spiega le manovre nel mare Ogliastrino, parla il professor Giuseppe Pili. Ite non narrata. Allora, nessuna certezza, ma è possibile che stiano studiando le reazioni della NATO, che ha già coinvolto pattuglie aeree e anche navali. Da quel lato dell'isola ci sono rilevanti installazioni militari. Non è escluso che abbiano voluto vedere quale risposta l'Italia e l'Alleanza Atlantica avrebbe adottato. La forza è irrisoria per qualsiasi tipo di escalation militare. Tutto lascia pensare ad un'operazione di monitoraggio limitato. Rimane la possibilità che stiano aspettando altre navi o di un malfunzionamento delle navi in mare. Sono solo ipotesi, ma ad avanzarle è Gian Giuseppe Pili, sardo, professore universitario al programma di Intelligence Analisi alla James Madison University e Senior Associate Fellow della NATO Defense. È il maggiore esperto occidentale dello Sparta IV, il cargo russo che da quasi una settimana staziona scortato davanti alla costa orientale della Sardegna, una nave praticamente del museo che il russo si hanno scomodato poi riponere in cubo in mezzo. Falconi, e mostreranno in questa questione sul territorio montano, i criteri sono sbagliati, non si guardi solo all'altitudine. Dite potremmo abbaitare, assumare, non appena mare,
Presidente ANCI, ci sono fragilità sociali e spopolamento, specialmente se ci sono Montano Sabino. Addio ai comuni montani, il governo ne taglia 75. Dopo il piano del ministro Calderoli ne resteranno 137 su 207. In arrivo la riduzione di incentivi e bonus anche sulla scuola. La Regione si oppone alla bozza di decreto, misure compensative per gli enti esclusi. Sì. L'assessore regionale Spanedda, inaccettabile che una parte dell'isola sia penalizzata. I comuni montani sardi sono 207, si riducono a 132, non per ragioni orografiche naturalmente, ma solo dal punto di vista amministrativo, per volontà del governo che sta riclassificando i comuni montani. Dopo la legge dello scorso settembre, nei prossimi giorni arriverà anche un decreto del Presidente del Consiglio Meloni con i nuovi criteri. Chi pensasse che dietro a questa necessità vi siano ragioni di semplificazione amministrativa sbaglia. Alla base, come sempre, ci sono i soldi, pochi. Il bilancio dello Stato mette a disposizione 200 milioni di euro nel Fondo per lo sviluppo delle montagne, divisi oggi tra 4.000 centri abitati. Con i nuovi criteri si scenderà a 2.800, meno comuni tra i quali dividere la torta, fette più consistenti per gli altri, soprattutto se stanno nel nord e vivono in aree alpine. Più svantaggiati, comuni dell'Appennino, come ben sa il ministro leghista delle autonomie delle regioni, Roberto Calderoli, autore della legge, ispiratore dei criteri. Il passaggio finale in conferenza Stato-Regioni per l'intesa sul decreto da emanare è stato scontato. Sardegna, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Campania hanno detto no al decreto. Le altre amministrate dal centrodestra hanno votato a favore, anche se in sede tecnica alcune, come il Veneto, hanno espresso dubbi. Le nuove regole per definire montani e comuni sono costituite da una serie di principi e percentuali che si applicano ovunque nel paese e che non tengono conto delle caratteristiche di ogni regione, basandosi solo su parametri geografici e altimetrici, ignorando le dimensioni territoriali medie dei comuni. Ad esempio, per un comune che ha un territorio piccolo è facile rientrare nei parametri del Ministero. Un comune molto esteso solo se è in mezzo alle Alpi ci rientra. In Italia l'ampiezza media dei comuni è di 38 km quadrati. La Lombardia e il Piemonte sono a quota 18, la Sardegna è a quota 64 km quadrati, con gli estremi di Sassari che arriva a 546 e Modolo 2,8, modulo 2,8, non può compreso che granare. Secondo il Ministero, il comune è considerato montano se, escluse aree lacustri, almeno il 25% del territorio si trova sopra i 600 metri di quota e almeno il 30% della superficie ha una pendenza superiore al 20%. In alternativa, basta che l'altitudine media complessiva superi i 500 metri. Infine è considerato montano anche un comune circondato solo da altri comuni già classificati come montani, se ha un'altitudine media pari a superiore a 300 metri. Insomma, battuto in una maniera può calcolare los comunes e montanos, non chi non va a patronare, devono essere la verità, insomma, lo che penso. Mozione contro il cibo spazzatura a scuola. No, mozione contro il cibo spazzatura, scusate. A scuola l'educazione alimentare. Il 91% degli italiani la vuole come nuova materia. Col diretti, fondamentale l'educazione alimentare in Chimbolamus, troppo cosa. Minerali critici, missione in Sudafrica. Il vice ministro Valentini sono diventati il petrolio del XXI secolo. Batta materiali che sono meta importanti, insomma. Il governo italiano
ma più in generale il sistema Italia è impegnato per creare filiere di approvvigionamento stabili e sicure di minerali critici nella strategia perseguita è considerata centrale nella partnership con i paesi africani, e questo è il senso della missione italiana a Cape Town in Sudafrica, dove si svolge Mining Indaba, il principale evento internazionale dedicato all'attrazione di investimenti nel settore minerario africano, con oltre 10.500 delegati da più di 120 paesi, 58 ministri africani e 1.400 CEO di compagnie minerarie. E quindi siamo già ai danni di una cosa meta importante, che magari i gai non ne rendiamo sconto, però sono cose importanti. Preso l'attentatore dello 007 di Mosca, russo, 60 anni, era a Dubai. Fermato un complice, un'altra sarebbe in Ucraina. Beh, certo che i calcoli in Ucraina tocca di la. Secondo il Cremlino, l'uomo ha agito su incarico dei servizi segreti di Kiev, che negano. Figurati, hanno negato una cosa del successo, se ne è vantato. Mosca, c'è una svolta, secondo l'intelligence di Mosca, nelle indagini sull'attentato al generale Vladimir Alexeyev, un sessantenne di cittadinanza russa, è stato fermato a Dubai ed estradato dalle autorità emiratine, mentre un complice è stato arrestato nella capitale e un altro è fuggito in Ucraina. Lo ha reso noto l'FSB, affermando di avere certezze anche sul mandante. I servizi di Kiev, il governo ucraino, tuttavia, continua a negare ogni responsabilità, evocando un regolamento di conti interno allo spionaggio russo. A voglia. Mi permetto di compartire. Teheran agli USA: nulla ci fermerà sul nucleare. Dal sistema repressivo dell'Iran arriva l'ennesimo duro colpo contro una delle figure più note della dissidenza antiregime. Per il premio Nobel è arrivata questa cosa, per il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, attivista 53enne, sono appena arrivate 2 nuove sentenze con annesse pene di carcere da 6 e 1 anno e mezzo da 6 anni, da 6 e 1 anno e mezzo rispettivamente, una da 6 anni e una di 1 anno e mezzo, non cumulative, per accuse di cospirazione e attività di propaganda, e che non sono cumulative e quindi sono 6 anni in tutto. La Lady di Ferro del Giappone stravince le elezioni. La premier Takahiki, no, un po' poi Kanno Bakar Chiemina che governata ed è decisa la chiamano sempre la Lady di Ferro, tipo la Thatcher, eccetera. Una vittoria oltre le più rosee aspettative per Sanae Takahiki, prima premier donna della storia del Giappone, nelle elezioni anticipate di ieri, che rilanciano con forza il Partito Liberal Democratico e aprono la strada ad una possibile riforma radicale dell'economia e della difesa. Secondo le proiezioni del canale pubblico NIC, il blocco conservatore formato da LDP e dal partner minore ISIN si aggiudicherebbe fino a 328 dei 465 seggi della Camera Bassa. Oh yeah, vabbè. Rogo nel memoriale per le vittime di Constellation, cioè in francese, Constellation. Questo è un speciale di Gloca, hanno fatto un attennamento, un gazebo, e hanno vinto a lutto sull'omicidio, tante cose, e pare che sia al lutto a Sasola. Omaggi bruciati, il fuoco forse da una candela. Ben troppo cannella, potete essere ortolata. Londra, nuova tegola sull'ex principe Andrea, condivise informazioni. Scandalo Epstein, si dimette la stratega di Starner. Insomma, pare che intanto chi andavano a buscare pizzinedel in questo
girone dantesco di Epstein. Lo scandalo Epstein scuote Downing Street e investe il cuore del potere laburista. Morgan McSweeney, 48 anni, potente capo dello staff e stratega del premier Keir Starmer, si è dimesso assumendosi la responsabilità politica della nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti di Donald Trump. Intanto proseguono le rivelazioni sugli Epstein File che coinvolgono André Montapen Windsor, il principe Andrea praticamente. Alcune email visionate alla BBC suggeriscono che l'ex principe abbia condiviso con Epstein informazioni confidenziali su missioni ufficiali svolte tra il 2010 e il 2011 come emissario commerciale del Regno Unito in Asia. Si rafforzano le pressioni sulla monarchia e sull'ex duca di York, già privato dei titoli, affinché testimoni davanti al Congresso su ciò che sa del caso Epstein, cioè tutto un guazzabuglio, un manicomio, può non avere un casino totale. Bene, che in questo terminiamo, purtroppo non è arrivata già sul filmato che questa è la premiazione di Tanielle, torniamo a provare a vedere se siamo da buscare. Allora andiamo a vedere in occhio un attimino. Siamo da in occhio, vediamo se è arrivato. Questo è tutto, no, del torniamo a bere, ecco qua, vediamo se è arrivato, ma dubbio, cioè queste meta pesante sono pure le 2 minuti, eccolo, no, è scusto, non è arrivato, quindi non ve l'ha che te lo trasmettere, non siamo accontentare di luidere un'altra die, cioè di luidere, lo carico come in YouTube. Bene, che in questo andiamo storra ai non veimos e carichiamo sulla sigla di tancatura, eccola qua, e tancamo su site nuova di oggi. Non baciate più la mantella, scarenare schiso microfono ha funzionato perfetto, le sue idee fatte le razziane abbassanne proprio come dovete stare. Bene, a menzo vedere a tutto di buona dai Bizzi TV. Adiosu e menzo a crash.